Benvenuti tifosi del Napoli, lascia il tuo like al video e iscriviti al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Andiamo al video. Kvicha Kvaratskhelia saluta Napoli. E lo fa con un emozionante video sui social in cui ripercorre tutta la sua avventura in blu. Cari napoletani, è difficile e doloroso, ma è giunto il momento di salutarci. Ho trascorso qui un periodo straordinario. Insieme ho accumulato tanti ricordi e ho vissuto emozioni incredibili. Napoli è stata casa mia, dove grazie a ognuno di voi mi sono sentito molto bene. Ricordo nella mia mente il viaggio che abbiamo vissuto insieme e ricordo il mio primo traguardo e le sensazioni che ho provato. Io non dimenticherò mai le tue emozioni folli, le canzoni, l'energia, che erano sempre speciali, sia in casa che fuori. Napoli è una città che vive di calcio e sono stato felice di aver fatto parte di questa grande storia. Qui ho imparato molto dentro e fuori dal campo, sono cresciuto come persona e come atleta. È stato un grande onore per me indossare questa maglia. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano nel club, gli allenatori, tutto lo staff, i miei compagni di squadra. Ti dico addio, ma rimarrai sempre nel mio cuore e spero che un giorno potremo rincontrarti. So che ti dispiace, ma un giorno ti racconterò tutto. Voglio augurarvi successo affinché possiamo dare a questa città e a questa gente lo scudetto e il titolo di campione. Oggi probabilmente metterò piede a Napoli per l'ultima volta. Prima di partire, desideravo profondamente compiere questo passo. Questo posto, Maradona, NDR, ogni ricordo, ogni grido dei tifosi sono diventati ricordi che porterà sempre nel cuore. Sono arrivato qui come un ragazzo che in pochi conoscevano e ora lascio questo posto come un uomo portando con me l'amore di tante persone, tante vittorie e soprattutto quel tanto desiderato scudetto, il titolo di campione che questa città sogna da tanti anni. Oggi sono venuto qui con le due persone più speciali della mia vita. Nizza, che è sempre stata al mio fianco e ha condiviso con me tutti i momenti importanti, e la nostra Damiane, che oggi è allo stadio per l'ultima volta. Quando crescerà e guarderà questo video, voglio che ne sia orgoglioso. Ho voluto venire qui prima di partire, al murale di Maradona, NDR, perché è un posto speciale. Qui potrete percepire intensamente cosa significhi realmente Diego per questa città. Qui lo amano più di chiunque altro e di qualsiasi cosa. Diego vive nel cuore di ogni napoletano e lo sarà sempre. Questo posto ha un'energia e una forza uniche. Napoli e Diego vivono l'uno per l'altro. Diego è il dio del calcio e questa città lo sente particolarmente. Essere qui ora è particolarmente emozionante. Devo dire arrivederci ai tifosi, alla squadra, alla città e anche a Diego. Addio Diego. Addio Napoli. Sono arrivato a Napoli da solo, ma ora siamo in tre. È una città molto caratteristica e affascinante. Sembra che ogni luogo abbia una sua storia da raccontare e riesca a fartela percepire. La gente è molto calorosa e secondo me è molto simile a noi georgiani. Ci sentiamo molto vicini. Probabilmente è anche grazie a questo che mi sono abituato e mi è piaciuto così tanto questo posto. Forza Napoli! Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Lascia il tuo messaggio di affetto al nostro eterno giocatore. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!